L'arresto dell'assistente capo della polizia Ivano Torresan, accusato di associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, corruzione e falso. Domani mattina l'interrogatorio alle 10:30 nel carcere veronese di Montorio, dove il poliziotto è rinchiuso. La famiglia ha nominato di fiducia suo difensore, l'avvocato trevigiano Francesco Murgia, che parla di situazione complessa ma non complicata. Se questa è la partenza, dice, siamo già a buon punto, sottolineando come dal suo punto di vista l'ordinanza di custodia nei confronti dell'agente abbia diversi elementi di fragilità. Ingenuità forse quelle di Torresan, ma nessun giro di denaro che giustifichi le accuse e il successivo provvedimento. Il legale chiederà la scarcerazione del suo assistito. Intanto oggi in questura atmosfera tesa. È un clima spiacevole come in tutte le circostanze che vedono coinvolti dei poliziotti. Sono sufficientemente sereni sul fatto che la magistratura avrà fatto le opportune valutazioni, non lo so perché non l'ho vissuta né indirettamente né direttamente quella che è la questione. Mi auguro solo che appunto, come è capitato in passato, non ci sia una presa di posizione più dura solo perché c'è un poliziotto. Siamo tutti abbastanza sconvolti dall'accaduto, anche perché tuttora non crediamo a quello che è successo. Speriamo tutti quanti in un errore, perché effettivamente ci possono stare. Poi l'assurdo è il vederlo in carcere, cioè io lavoro all'anticrimine, quindi so in partenza come funzionano queste cose, cioè vedere rapinatori che minacciano di morte le persone che stanno ai domiciliari e poi vedere i poliziotti che vanno in carcere per reati che non so fino a che punto può esserci un inquinamento di prove, un pericolo di fuga a una persona che sta ai domiciliari. Ma era un collega che assolutamente non poteva dare l'impressione che facesse attività di questo tipo. Non è facile comprendere il collega che per qualche deviazione o per qualche momento particolare di vita sceglie di fare delle cose che sono contro legge piuttosto che moralmente discutibili. L'ha fatto, mi auguro che la magistratura possa vedere con calma tutte quelle che sono le operazioni fatte e valutarle con la serenità opportuna per lui e per tutta la Polizia di Stato.